Senti, ma dimmi una cosa invece, per quanto riguarda il tuo libro, ricordiamo appunto Porno romantica di Carolina Cutolo, tra l'altro che hai proposto a tanti editori, però mi sembra che non tutti hanno risposto positivamente. Poi, No, infatti, no, però bisogna dire che quando passai per questo invio del manoscritto e lo inviai a una ventina di case editrici, in realtà era ancora un copia e incolla del blog da cui nasceva. Poi grazie all'incontro con un giovane scrittore che si chiama Mario Desiati, che mi scrisse e volle leggere il manoscritto, mi consigliò di inventarmi un espediente narrativo, una storia da raccontare in qualche modo. Quindi mentre stavo scrivendo con questo nuovo formato romanzato, diciamo, mi fece un articolo alla rivista XL di Repubblica e grazie a quello mi hanno contattato alcune case editrici. Quindi quando incontrai Fazzi, con cui poi ho pubblicato, gli portai i primi 2 capitoli di un nuovo formato. Quindi in fondo non mi stupisce poi a posteriori che il primo manoscritto, che era un po' un magma di idee, fosse stato scartato, e invece guarda caso quello su cui avevo lavorato di più, poi la Fazzi ha letto i primi 2 capitoli e mi ha subito messo il contratto sotto al naso. E tu come hai reagito lì? Beh, diciamo, ho iniziato a darmi i pizzicotti perché Io dicevo, sono- vabbè, ma è un sogno della mia mente malata oppure sta succedendo veramente? Senti, innanzitutto come nasce? Facciamo proprio raccontiamo la genesi del Certo. libro. Innanzitutto è nato il blog. È nato il blog. Ecco, come ti sei alzata? Tu naturalmente hai studiato sociologia, sei laureata in sociologia, tra l'altro con una tesi, sembra, sulla vignetta satirica durante l'ascesa del fascismo. Esatto. Perciò la satira, Sì, questa è è una cosa tra l'altro che è molto, se pensiamo un po' alla satira che è stata molto attaccata poi anche ultimamente da alcuni politici. Ricordiamo per esempio un'incursione a quelli che è il calcio, per esempio di un certo ex ministro delle comunicazioni Gasparri. C'è ancora un articolo sui Dali Media che dice quelli che puntini la democrazia. Questo era un articolo che è stato scritto all'epoca, senza calcolare, insomma, le vignette satiriche sono state sempre piuttosto bersagliate, però ecco, da destra e da sinistra, naturale, io perché credo, anche D'Alema ecco, ha protestato un paio di volte, penso, mi sembra, sulle alcune vignette che erano state scritte. Anche se pensa una cosa, che la vignetta satirica, lei forse potrà dire qualcosa di più di me, comunque già nel Settecento e nell'Ottocento, Certo. soprattutto quella politica, era il mezzo per dire qualcosa della Esatto, politica bravissima. del tempo. No, ma soprattutto per, in qualche modo, con la risata, con lo scherzo, con il motto di spirito, sbeffeggiare a quei tempi le tirannie, a questi tempi comunque i rappresentanti del potere. Quindi è proprio anche Luttazzi, insomma, che come autore satirico, insomma, è stato vittima anche di censura. Lo dice lui stesso, quello che distingue la comicità dalla satira è proprio che la satira tende a prendere in giro il Comunque era in potere buona con compagnia le sue Luzzatti con 2 contraddizioni. giornalisti in un famoso diktat bulgaro. Sì, a Era in buona proposito, compagnia certo. con 2 giornalisti. Giuseppe già si ricorda chiaramente. Comunque no, tra l'altro c'è invece che poi la causa di tutto quell'esclusione di Luttazzi fu la partecipazione di Marco Travaglio alla sua trasmissione, che ultimamente invece ha grande libertà tra l'altro nella trasmissione di uno dei 3 esclusi dell'epoca. Adesso Sì. i nostri ascoltatori hanno già Sì, capito, è inutile che facciamo i nomi Certo. di Santoro, Biagi, vogliamo fare i Beh, nomi. no, vabbè, non insomma, voglio lo sappiamo fare i nomi, tutti. io i nomi non li faccio. Biagi, Santoro No, ma e tutti lo Luttazzi. sanno, credo. No, ma poi se posso, scusami, concludere spezzando una lancia in favore di Luttazzi, che per me è un grande. Tutte le cause che sono state fatte a Luttazzi e a Travaglio per quella trasmissione, per Sono Satiricon, state tutte archiviate. sono state, no, tutte vinte da Sì, Luttazzi certo. e da Travaglio. Quindi i motivi per cui è stata censurata la trasmissione non sussistevano, eppure è stata censurata, eppure Luttazzi non torna in televisione. Vabbè, chiusa parentesi. Ma va. diciamo che c'è anche un famoso articolo di una legge del 57, il testo unico diciamo, sulla legge elettorale, sulle elezioni proprio amministrative e politiche, praticamente prevede che un personaggio come Berlusconi, questo già dal 94 si sapeva, prima che è una persona, Candidasse. sì, diciamo, prevede che Berlusconi sia una persona ineleggibile, no illeggibile perché ineleggibile. Praticamente però allo stesso tempo è stato lo stesso eletto, nessuno se ne è fregato di una norma codificata legislativamente, perciò c'è anche un signor Previti effettivamente che è stato escluso dal Parlamento quasi un anno fa, però il signor Bertinotti, che certo il co-presidente della Camera è un certo signor Bertinotti, si guarda bene, non riesce
riesce a trovare un minuto di tempo per dire al signor Previti: prego, si accomodi fuori, perché lei non deve più prendere 37 milioni al mese come deputato, ma al massimo si può accontentare della pensione, che non è poi una pensione sociale, insomma. Certo. E adesso Cirielli o indulti a parte, in ogni caso il Previti è decaduto, però ripeto, il Presidente della Camera, che è uno di Rifondazione Comunista, agli antipodi tra l'altro però non vorrei poi parlare della cosiddetta, della famosa Movicop, che era una cooperativa rossa che negli anni negli anni scorsi, fino al 97 soprattutto, fino a quando poi nel 97 è stata legalizzata la prassi del lavoro in prestito. Prima del 97 la legge lo vietava, eppure la Movicop forniva manodopera per le trasmissioni televisive di Mediaset. Ecco, questo è un discorso, pochi sanno queste cose purtroppo, però bisogna a rigor di verità, soprattutto del vero, bisogna dirle sicuramente. Perciò io non voglio dire, però, caro Presidente Bertinotti, perché il signor Previti sta ancora in Parlamento? A lei la risposta. Bene, comunque ritorniamo ancora a parlare appunto di porno romantica, ma adesso mi ha curiosito la tua tesi, però. Ma ci parli un po' della vignetta durante l'ascesa del fascismo, così poi arriviamo a porno romantica. Io voglio capire il tuo excursus anche mentale, diciamo intellettuale, per poter arrivare poi a quello che hai scritto. Ma guarda, forse il collegamento tra le due cose è che io prima di una certa età ero completamente priva di ironia, quindi ero un'integralista romantica che vedeva tutto bianco o nero, non avevo sfumature e me ne perdevo molte dunque della vita reale, che invece ne è piena. Quindi quando ho iniziato a conoscere persone dotate di questa di ironia proprio, quindi della capacità di ridere su se stessi, di distaccarsi dalle cose, prenderle in giro piuttosto che drammatizzarle, ho deciso, insomma, verso la fine dell'università, appunto, di proprio studiare attraverso la tesi di laurea, che appunto è un'occasione di approfondimento, la satira. Quindi, siccome però mi era andato un po' in antipatia io mi sono laureata in sociologia delle comunicazioni di massa, però insomma non mi era poi alla fine piaciuto granché questo approccio mediatico, la massa come se fossero tutti stupidini da manipolare, e quindi sono tornata indietro nel tempo e mi divertiva appunto vedere la satira come trattava appunto la tirannia, forse insomma più celebre e sicuramente più recente di questo paese, e quindi ho analizzato le vignette satiriche delle riviste comiche e satiriche appunto dal 1919, che è la data in cui venne bruciata la prima sede dell'Avanti, al 1925, che purtroppo insomma è la data in cui si chiude ogni libertà di espressione in Italia, in cui vengono veramente chiusi tutti i giornali che non sono allineati con il regime nascente. E mi sono divertita un sacco, perché c'erano delle cose, sì, a volte anche vignette molto ingenue, però io ho trovato estremamente divertente andare a scartabellare in Libreria Nazionale queste riviste antiche, toccarle con le mie mani e vedere come si prendeva insomma in giro il potere di allora. E tra l'altro, insomma, io mi sono laureata nel 2002, alcune vignette, insomma, era abbastanza inquietante l'analogia con una serie di altre vignette attuali su un ex presidente del Consiglio, tipo c'erano delle vignette che prendevano in giro per esempio Mussolini, perché si paventava insomma il suo passato da muratore e si autoproclamava il presidente muratore, insomma. Erano rigorosamente censurate, chiaramente. No, queste ancora c'erano. Cioè, quello che voglio capire com'era la censura all'epoca. Ma la censura, su queste vignette, diciamo che venivano mandati soprattutto nell'ultimo periodo proprio dei diktat su di cosa si poteva parlare e di cosa no, quindi veniva impedito di trattare una serie di argomenti. Ma tanti argomenti sono stati impediti durante il fascismo. Non si poteva parlare per esempio di situazioni tragiche, non si poteva parlare di suicidi, quindi c'erano delle situazioni che non dipendevano, certo non erano situazioni politiche, che non potevano essere trattate, e quindi il fascismo ha cercato di incanalare un po' anche tutta la cultura del tempo, così anche la letteratura, così anche la radio, la stessa radio, perché poi quando è nata la radio sono successe le stesse cose. Stessa cosa è successa con il nazismo ed è successa con la prima televisione, perché voi dovete sapere che la televisione non nasce nel 1953